Benvenuti ad un altro appuntamento con Fede Perché No. Oggi abbiamo la possibilità di avere con noi Don Ettore Malnati. Grazie Don Ettore per essere nei nostri studi. Allora, volevo fare riferimento alla liturgia della scorsa settimana e alla liturgia ancora della settimana precedente, che ci hanno riproposto due episodi la Samaritana è uno dei più belli in assoluto, ma anche per esempio quello del ceconato, cui con un Vangelo molto lungo, per dire la verità, questa settimana è anche un episodio molto denso di significati. Perché sono stati inseriti nella liturgia della Quaresima? Perché sia la Samaritana, che parla appunto di questa necessità di aprire il cuore a Cristo, no? Di accoglierlo, ecco, di vedere in Lui la sorgente di acqua viva, nel senso di cogliere in Cristo quella verità antropologica grazie alla quale noi ci troviamo in una relazionalità, grazie alla quale gestiamo la nostra personalità e il nostro modo di vivere. Il ceconato ci viene offerto appunto anche qui il discorso della luce. La Pasqua è appunto questa dimensione sacramentale per noi che ci ripropone questo dono grande che Cristo, obbediendo al Padre, ha offerto all'umanità. Cioè ha offerto un'acqua viva, la verità sull'uomo e anche la luce della fede. Quindi la verità sull'uomo letta alla luce della fede, ecco, diventa un punto importante per un cristiano che vuole leggere non soltanto la Pasqua come memoriale nella dimensione, diciamo, sociologico-religiosa, ma per sé. Ecco, quindi questo è importante, anche perché poi alla fine dell'episodio del ceconato, dopo che lui, il cieco, viene un po' sballottato a destra e a sinistra dai farisei e dai sommi sacerdoti, ecco, lo cacciano fuori dal Tempio. E Cristo sa di questo avvenimento e gli chiede, ecco, tu credi al Figlio dell'uomo? Chi è? È colui che ti parla. E lui dice, Signore, io credo. Quindi è un momento importante per riprendere in mano la propria fede, ecco, e vivere di fede, anche nonostante quelle che possono essere le varie dimensioni dubbiose che ti vengono dette. Ma come tu sei nato nei peccati, vuoi dire a noi che siamo figli di Mosè? Eccetera. C'è molto spesso questa discussione di lana caprina che avviene anche all'interno di una realtà teologica e anche religiosa, e quindi qui l'episodio di Giovanni ci porta alla sostanza. Ma tu credi nel Figlio dell'uomo, tu credi che Cristo ha redento e ha salvato con l'obbedienza al Padre per dare all'umanità l'opportunità di un'antropologia completa? Credi dunque che c'è un'umanità nuova? Credi in questa luce che ti dà la fede? Sì, Signore, io credo. Questo è molto importante proprio per la vita personale, ma anche per la comunità cristiana. Come mai in questa, appunto la scorsa domenica, è stato proposto in questa versione così lunga? Di solito è un pochettino più breve. Proprio perché si vuole far vedere nel Vangelo di Giovanni la complessità, no, del tutto. Quindi il prima, ma è molto interessante anche l'aspetto. Gesù non guarisce immediatamente, fa del fango, ecco, lo mette sugli occhi e poi dice vai alla piscina di Siloe a lavarti. Quindi in una lettura così esegetico-pastorale, ecco, il Signore nella dimensione di una conversione ti manda alla Chiesa, la piscina dell'inviato. Ecco, la Chiesa è quella che è stata inviata da Cristo per annunciare questa salvezza e questa redenzione. Nei misteri della Chiesa c'è tutta la dunamis, la forza di Cristo, ma è necessario che noi la accogliamo attraverso la mediazione della Chiesa.
Abbiamo ancora tempo per una domanda ed è più che altro una riflessione, proprio quello che lei ci ha detto, dall'idea appunto della Quaresima, l'abbiamo detto spesso, però giova ribadirlo forse, non di un momento triste, ma di un momento di riflessione. Sì, è un cammino, è un educare a recuperare il dono grande della fede per vivere di fede. Infatti la scrittura dice "Justus ex fide vivit". Noi siamo stati giustificati, il giusto è Cristo, dobbiamo vivere però di fede se vogliamo che gli effetti della giustificazione portino i risultati della nostra vita e nella vita della comunità cristiana. Ci vediamo la prossima settimana, Don Ettore, ci vediamo, andremo in onda il giorno prima della Domenica delle Palme. Gloria, 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 gloria.